Bene a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, sono Walt. Allora, già il fatto di avere la faccia più o meno normale, perché sono ancora un po' gonfio, qua c'ho ancora il livido, come potete vedere, ma riesco sia a parlare sia a ragionare, a riuscire a mettere in piedi un bel discorso e non a stare rincoglionito come nell'ultimo video, ragazzi, per me è già un passone in avanti. Cercherò di dare continuità, questo è un mondo in cui se non hai la continuità ti abbassi, non ti si caga più nessuno. Sono contento di essere riuscito a ripartire. Spero che ripartiremo tutti insieme. Detto questo, parliamo di quello che sta succedendo. Perché sta succedendo un casino e molti ovviamente stanno mettendo in mezzo il Napoli per la questione Napoli-Juve. Campionato falsato. Campionato falsato. Perché? Perché la partita tra Inter e Sassuolo di sabato è stata rinviata, perché la partita è stata rinviata per alcuni positivi e per il fatto che questi positivi Andanovic, D'Ambrosio, Vesino e credo qualcun altro, poi si vociferava, ovviamente quando ne esce qualcuno si inizia a vociferare tutti i nomi a caso. Comunque, è oggettivo, c'erano dei positivi nell'Inter, tutti nello stesso pullman, c'è stato un grandissimo rischio di contagio, sembra che l'ASL blocchi tutto e quindi la partita verrà rinviata. E tutti, campionato falsato per il Napoli, per il fatto di Napoli-Juve. Io vi chiedo una cosa, questo campionato è falsato, sono d'accordo, è falsato per il Napoli? No, è falsato per cosa? Per per questo grande avvenimento che non posso nominare, ma molti di voi avranno capito, da un anno e mezzo no, da un anno, siamo bloccati a casa per questo avvenimento. Dato che c'è questo avvenimento, è ovvio che sia falsato, ma è falsato tutto. È falsato il fatto che i tifosi non possano andare alle partite, è falsato il fatto che alcune squadre giochino con alcuni giocatori fuori perché hanno questa cosa, è falsato perché alcune squadre fanno in un modo, altre fanno in un altro. Allora dove sta il problema? Il problema sta alla base, il problema sta in come fa il regolamento, perché se l'ASL ha il potere, in qualsiasi caso, di prende e non fa partire la squadra, succede quello che sta succedendo. Cioè, allora loro l'hanno fatto, lo facciamo pure noi, e l'ASL blocca questi altri. Ma il campionato non è falsato per il Napoli. Il campionato è falsato perché in queste condizioni il campionato in teoria non si potrebbe fare. Allora tu decidi di farlo ripartire comunque. Ok, allora prendi due linee. O facciamo a chi si contagia di più, perché nel senso è ovvio, ragazzi, che dopo che sono usciti tre positivi, dopo che sono stati tutti in un luogo chiuso, con le regole che ci sono attualmente, potrebbe essere che altri giocatori sono positivi, magari non hanno ancora incubato bene, si vanno a contagiare con l'altra squadra, boom, boom, due focolai, poi l'altra squadra incontra un'altra squadra, perché dato che si gioca ogni 3 giorni, magari non è questo il caso, ma in generale dato che si gioca ogni 3 giorni, poi l'altra squadra, e così, è un effetto domino che va avanti. Nel momento in cui le autorità sanitarie, quindi le ASL, decidono di non far partire una squadra o di non far giocare una squadra, è giusto se ci sono dei rischi. La salute prima di tutto. E questo campionato è falsato dall'inizio perché non si doveva giocare, perché in queste condizioni tu il campionato lo falsi senza i tifosi, senza alcuni giocatori in alcune partite, però altre le rinvii, però altre così, altre colà. È falsato. Poi, quindi è sbagliato rinviare Inter Sassuolo? No, non è sbagliato. Non è sbagliato perché ci potrebbero essere dei focolai, perché potrebbero esserci tanti altri contagiati, perché ci potrebbero essere ripercussioni che vanno oltre il calcio e la salute viene prima di tutto. Quindi non mi venite a dire il campionato è falsato per il Napoli che ha voluto fare l'impiccio con la Juve, perché al Napoli in quel momento conveniva e comunque potete dire tutto quello che volete, tutte le chiacchiere. Io che facevo i video, ragazzi, guardate che le cose stanno così, tutti a insultarmi, tutti, io l'ho detto dal primo giorno all'ultimo. All'inizio dicevo guardate possiamo perdere 3-0 a tavolino, ci hanno dato la sconfitta 3-0 a tavolino, poi ho detto ragazzi guardate che la condanna non è giusta, che vinceremo i ricorsi. Altra abbiamo vinto. Quindi evidentemente qualcosa ci aveva capito. Andatevi a riprendere i miei video dove mi insultavate tutti quanti. Andate e poi ne riparliamo. Ma comunque, il discorso è quello. Se l'ASL ha il potere di bloccare una squadra e c'è un potenziale focolaio, è giusto che la blocchi. Poi, che questo campionato sia falsato è un altro discorso. È falsato, è falsato, è falsato dall'inizio, ok? Perché se alcune squadre vanno a giocare con i positivi perché non sono entrati in contatto col gruppo squadra, però comunque quindi ha delle penalità. L'altra però no, sono stati a contatto, questi sono tot contagiati, questi altri sono tot, allora io ASL decido. È un casino, non si capisce più niente, non ci sono delle regole chiare e quindi è falsato il campionato. Per colpa del Napoli? No. Per colpa della Juve? No. Per colpa dell'Inter? No.
per colpa di una lega che non è stata in grado di fare un regolamento chiaro in una situazione evidentemente più grande di loro, quindi io non do neanche la colpa alla lega. Questo campionato semplicemente non si doveva giocare, però non puoi non giocarlo perché ci sono troppi soldi dietro, troppi interessi. Nel momento in cui allora succedono certe cose, purtroppo ci dobbiamo stare. Poi entrano in mezzo discorsi di Juve Napoli che è stata rinviata un'altra volta, i romanisti, allora perché se loro rinviano non rinviamo anche noi? Anche lì ragazzi, il, il regolamento dice che il primo mercoledì disponibile tu devi giocare la partita e quindi, cioè il primo turno infrasettimanale, e quindi noi avremmo dovuto giocarla dopo, ieri avremmo dovuto giocare la partita. Però, però il regolamento dice anche che tu puoi chiedere lo spostamento della partita entro 2 settimane prima del match. Però c'è un piccolo dettaglio, che 2 settimane fa è stata decisa la data della partita, il che vuol dire che non c'erano proprio i tempi per seguire il regolamento. Quindi in questo caso specifico, sempre di Juve Napoli, che alla fine sembra maledetta questa partita, tutti i regolamenti sono andati a farsi fottere. Nel momento in cui poi le due squadre hanno richiesto alla Lega di spostarla per volontà comune, la Lega ha detto va bene, giusto, sbagliato, non lo so, però la Lega ha detto va bene, la Roma ha chiesto chiarimenti, la Lega ha detto si può fare, è tutto in regola, le chiacchiere stanno a zero, le chiacchiere stanno a zero, quello che penso io, quello che pensate voi rispetto alla Lega non vale niente, ok? Poi, è giusto, sbagliato, non sta a me dirlo, ci sono tante considerazioni da fare, però ragazzi è tutto un casino, in questo campionato è tutto un casino, lo dobbiamo capire, lo dobbiamo accettare, è falsato, sì, è falsato, l'alternativa qual è? Non giocarlo, quindi scegliete voi, bello.